Domenica 25 gennaio dalle 8 alle 15:30 Alessandro Venier potrà ricevere l'ultimo saluto presso la casa funeraria Giuliano di Gemona del Friuli. Le spoglie verranno poi sepolte lunedì mattina nel cimitero di Gemona. Sarà un rito civile. Il 25 gennaio cadranno esattamente 6 mesi dal 25 luglio, data in cui Alessandro è stato ucciso e fatto a pezzi, secondo la ricostruzione della mamma Lorena, accusata di omicidio pluriaggravato in concorso con la nuora Melin Castro Monsalvo. Il corpo fu ritrovato il 31 luglio. La perizia medico-legale, depositata nel fine settimana scorso, ha confermato come verosimile l'indicazione data da Lorena sul giorno in cui è stato commesso il delitto nella casa di Via dei Lotti, escludendo lo strangolamento e attribuendo all'overdose di farmaci tranquillanti somministrati sciolti nella limonata in dose 10 volte superiore alla soglia letale e al soffocamento con un cuscino la causa della morte. Su questo punto i difensori di Melin hanno chiesto ulteriori accertamenti, non convinti dalla versione del soffocamento. Del funerale si è fatto carico il comune di Gemona, dopo aver verificato la formale impossibilità della mamma, sia per ragioni pratiche, essendo rinchiusa nella sezione femminile del carcere del Coroneo a Trieste, sia per questioni di opportunità, considerando che avrebbe dovuto occuparsi dei funerali del figlio che è accusata di aver ucciso. Tra le dichiarazioni rese negli interrogatori, finora le uniche che hanno permesso di fare una ricostruzione del delitto, dal momento che Melin si è sempre avvalsa della facoltà di non rispondere, Lorena aveva anche detto che se non fosse stato scoperto il corpo fatto a pezzi e occultato nel bidone della spazzatura pieno di calce, dopo un po' di tempo lei avrebbe disperso i resti del figlio in montagna. Alessandro riposerà invece nel cimitero di Gemona.